Andiamo a aprire la Bibbia. Gloria a Dio. Leggiamo in Matteo, capitolo 15, dal verso 21 fino al verso 31. Matteo, capitolo 15, dal verso 21 fino al verso 31. Appena trovato vi invito ad alzarvi in piedi, vogliamo onorare la parola di Dio. Il Signore sia lodato. Partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio». Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano, dicendo: «Mandala via, perché ci grida dietro». Ma egli rispose: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». Ella però venne e gli si prostrò davanti, dicendo: «Signore, aiutami». Gesù rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini». Ma ella disse: «Dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le disse: «Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita. Partito di là, Gesù venne presso il mare di Galilea e salito sul monte se ne stava seduto lassù. E gli si avvicinò una grande folla che aveva con sé degli zoppi, dei ciechi, dei muti, degli storpi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi e Gesù li guarì. La folla restò piena di stupore nel vedere che i muti parlavano, gli storpi erano guariti, gli zoppi camminavano, i ciechi vedevano, e diede gloria al Dio di Israele. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Gesù è lo stesso. Amen. Amen. Gesù è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Lui non cambia mai. Leggiamo di miracoli nei Vangeli e ci sembra che il tempo dei miracoli sia finito. Finché il Signore è all'opera, il tempo dei miracoli non è finito. Il Signore fa ancora oggi miracoli. Vedo davanti a me dei miracoli. Siamo dei miracoli. O no? Chi l'avrebbe detto che noi oggi saremmo stati qui in chiesa? Eppure il Signore ci ha chiamati, ci ha puliti, ci ha salvati, ci ha donato salvezza, la sua grazia, ci ha riempito del suo Santo Spirito e siamo qui. Grazie Gesù. Questa domenica, oggi, questa sera, siamo qui a lodare il nome del Signore. Ed è un miracolo, gloria a Dio. Vogliamo dire al Signore: fai ancora miracoli. Vogliamo vedere ancora il miracolo più bello, che è quello della salvezza. Alleluia. Quando Gesù salva è ancora un miracolo. Giovani che danno il cuore al Signore perché c'è stata una conseguenza, una risposta al tocco che hanno ricevuto da parte dello Spirito Santo, che ancora oggi è all'opera. Ma leggiamo che Gesù, partito di là, si trovava in una certa zona, partiva e se ne andava in un'altra zona, era sempre in cammino Gesù, era sempre lì dove c'era un bisogno, ma ancora oggi è sempre dove c'è un bisogno, e credo che in questa sera ci sia un bisogno, vero? Almeno uno c'è, credo ci siano tanti altri bisogni, stasera c'è bisogno del Signore e Gesù è qui.
Amen. Alleluia. Si ritirò in un territorio storicamente ostile per gli ebrei. Il territorio di Tiro e di Sidone era un territorio appartenente ai Cananei. E nonostante fossero passati tanti secoli, dal tempo di Abramo, c'era ancora un residuo di popolazione dei Cananei ed erano rimasti sempre ostili agli ebrei. Ma c'è questa donna, originaria di quei luoghi, di quel territorio di Tiro e di Sidone, che, come dire, non gli importa se Gesù è ebreo, ha un problema. Ed è grandissimo questo problema. Non riguarda lei, riguarda sua figlia. Chissà cosa ha sentito parlare di Gesù. Qualcuno le avrà parlato di Gesù. Certamente la fama di Gesù si è sparsa ovunque. E non c'erano telegiornali, non c'erano mass media, no? Però la fama di Gesù si è sparsa ovunque. Perché quello che faceva Gesù era straordinario. E ancora oggi Gesù fa cose straordinarie. Nonostante i nostri limiti, le nostre mancanze di non divulgazione come dovremmo invece della parola, del Vangelo, veniamo meno anche nell'evangelizzazione, però nonostante tutte le nostre mancanze ancora il Signore opera, si fa conoscere, si rivela. Gloria a Dio, vogliamo dire Signore, continua ad operare. Mettici ancora nelle condizioni, metti noi il desiderio di evangelizzare, ma sii tu soprattutto ad operare. Alleluia. C'è questa donna cananea di quei luoghi, venne fuori e si mise a gridare: abbi pietà di me. Lo chiama Signore e si rivolge a Gesù come figlio di Davide. Signore, figlio di Davide, abbi pietà di me. Ella sa chi è Gesù. Gesù è il Signore. Amen. Lo chiama Signore. Amen? Amen. E ancora oggi il Signore. Ancora oggi Lui è il Signore dei Signori. Amen. E quella donna lo chiama pure figlio di Davide. Non era ebrea, eppure sapeva la storia degli ebrei. Sapeva che da Davide sarebbe venuto il Messia. Quindi riconosce chi è Gesù. Si rivolge a Gesù, ma si rivolge sapendo chi è il Signore. E questa sera io vi invito a rivolgerci al Signore, però sapendo chi è Lui. Amen. Amen. Gloria a Dio. E espone il suo bisogno. Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Ma egli non le rispose parola. È strano, no? Come questa donna ha bisogno, si rivolge a Gesù, lo onora, dichiara pubblicamente che lui è il Signore, che è anche il Messia, chiamandolo figlio di Davide e Gesù. Non le rispose nulla. Gloria a Dio. Quando il Signore risponde, e gloria a Dio anche quando non risponde. A volte anche a noi se non risponde. Bisogna aspettare. Ma poi risponderà il Signore. Ma nel frattempo che attendiamo la risposta, c'è qualcosa che il Signore vuole che esca da noi, che emerga. Sapete qual è? Cos'è questa cosa? È la fede. E quella donna aveva tanta fede. Tanto è vero che il Signore stesso la onora davanti a tutti, dicendogli: donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. Di fronte a tanta fede io non posso dirti di no, ti sia fatto
quello che hai chiesto. Amen. Amen. Signore, aiutami ad avere fede. Tante volte chiediamo, ma non sappiamo chiedere. Ed è per questo che non riceviamo, perché non abbiamo saputo chiedere. Quando chiediamo, dobbiamo mettere alla base, prima di tutto, prima della richiesta, la nostra fiducia nel Signore. E quella donna, da straniera, da non ebrea, da nemica degli ebrei, ha dimostrato di conoscere Gesù più degli ebrei. Egli non le rispose parola, è stato in silenzio il Signore. Oltretutto, anche i suoi discepoli non hanno dato una mano a quella donna, no? Anzi, pregarono Gesù dicendogli: mandala via, ci grida, mandala via. Gesù dà un grande insegnamento. Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella donna non era ebrea, ma Gesù vedeva in quella donna una sua figliuola. Amen? Amen. Alleluia! Non è importante quello che vedono le persone, i fratelli, è importante quello che vede il Signore. E Dio sa vedere. Alleluia, il Signore vede bene, non si sbaglia mai. Quella donna era una sua figliuola. Alleluia. E con insistenza quella donna non si scoraggia. Molti sarebbero andati via, ma gli si prostra davanti dicendo semplicemente ancora un'altra umile e piccola preghiera: Signore, aiutami. Signore, aiutami. Quanto più breve è la preghiera, quanto più grande è la disperazione. Quanto più breve è la preghiera, quanto impellente è il tuo bisogno. Sei d'accordo? Non c'è bisogno di pensare discorsi da spiegare al Signore. Oh, aiutami, Signore, non ce la faccio più. E il Signore dà finalmente una risposta, ma è una risposta dura. Sicuramente non era una risposta che quella donna forse desiderava sentirsi rispondere. Dice Gesù: non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Avete sentito bene? Signore, aiutami. Non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Come dire, prima di te ci sono i miei figli, c'è il mio popolo. Prima di te ci sono altri. Ma quella sempre con insistenza. Sapete cosa la porta all'insistenza? La fede. Quella donna sapeva che Gesù era l'uomo giusto che poteva aiutarla. Era la persona giusta. Quello era il momento giusto. Se passava quel momento, forse quella donna pensava: non so se ho un'altra opportunità. Quella è l'unica opportunità che ho. Gesù è qui. State capendo cosa voglio dire? Pensate se ogni volta, ogni domenica, ognuno di noi avesse la stessa certezza. E non posso sprecare questa opportunità. Questa domenica Gesù è qui. Amen? Amen, alleluia. Pensate quanti bei culti e quanti miracoli. Alleluia. Quante guarigioni, quante liberazioni, quanti battesimi nello Spirito Santo. Alleluia. Non posso sprecare questa opportunità. Gesù è qui. Gloria a Dio. E quella donna non se ne andava, era lì. E dice a Gesù qualcosa, dove Gesù veramente si arrende. Dici bene, Signore. Dici bene, Signore.
Eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Intanto non contesta il Signore. E invece noi siamo abituati a contestare sempre. Soprattutto quando il Signore sta in silenzio. Perché non mi parli? E perché non mi rispondi? È buono aspettare in silenzio la salvezza del Signore. Amen. Buona cosa è aspettare in silenzio la salvezza del Signore. E quella donna ha saputo anche aspettare. Dici bene, Signore, gloria a te, Signore. E sempre dice bene, Signore, non c'è una volta che il Signore non dica bene. Tutto quello che Egli dice è bene. A me? E dobbiamo poter dire ogni volta grazie, Signore, per la tua parola. Amen. Non perché la predica il fratello Marco, ma che parola che viene da Dio. Dici bene, Signore. E accetta la sua condizione. Eppure anche i cagnolini hanno bisogno, è vero. Prima di me ci sono altri, sicuramente. Dici bene. Ma pure anche i cagnolini hanno bisogno di mangiare. Ci accontentiamo anche delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Sapendo però che Dio non dà mai briciole. Alleluia. Siete d'accordo? Amen. Gloria a Dio. Nella casa del Signore c'è cibo a sazietà. Amen. La parola di Dio è abbondante e nutre. Alleluia. Gloria al Signore. Amen. Amen. Alleluia. Allora Gesù, di fronte a questa dichiarazione di questa donna, Gesù la onora davanti a tutti. Donna, grande è la tua fede. Gloria a Dio. Mi piacerebbe che questa sera il Signore ci onorasse in questo modo. Già ci onora con la sua presenza, ma mi piacerebbe sentirmi dire: Marco, grande è la tua fede. Ti sia fatto come vuoi. E da quel momento sua figlia fu guarita, fu liberata. A me? Gesù non è andato lì a toccare la figlia, a scacciare quel demonio, non era lì presente, chissà quanto era lontano sua figlia, ma Gesù ha operato. Gloria al Signore. Così questa sera, se tu preghi per qualcuno, anche se è lontano da te, sappi che il Signore lo può raggiungere. Gloria al Signore. Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quel momento sua figlia fu guarita. Di nuovo partito di là. Leggiamo, abbiamo già letto al versetto 21, partito di là. Gesù parte sempre, va, si muove ancora oggi tra di noi. Amen. Alleluia. Alleluia. Gesù è qui a Pieve di Cadore. È un altro luogo dove c'è un altro culto. Quando 2 o 3 sono radunati nel mio nome, io sono presente. Non so come fa, ma so che il Signore è presente ovunque. L'onnipresenza è un attributo che gli appartiene. Lui solo può essere onnipresente. Partito di là, Gesù venne presso il mare di Galilea e salito sul monte se ne stava seduto lassù. Gesù amava anche stare da solo, salire sul monte. Io immagino a pregare. Che ne dite? Non è che stava in silenzio. Pregava. Saliva sul monte e pregava. Poi scendeva dal monte. C'era un grande bisogno. Si era caricato prima, no? Espandeva la grazia di Dio che aveva ricevuto per ogni bisogno. Alleluia. La folla lo andava a cercare. C'era talmente bisogno. Dov'è tu Gesù? Andiamo da Gesù. È lì, è qui. È salito sul monte. Andiamo. Non era una folla desiderosa di ascoltare qualcuno che parlava bene. Era una folla che aveva persone bisognose di essere guarite.
C'erano ciechi, sordi, storpi, e ogni tipo di malattia. Era lì. Deposero ai suoi piedi gli ammalati. E leggiamo, Gesù li guarì. Amen? Quando deponi i piedi del Signore, il tuo bisogno, il tuo problema, Gesù interviene. In questo caso si tratta di malattia, ma anche se si trattasse di malattia, vogliamo lasciare la malattia ai piedi del Signore. Alleluia, il Signore guarì all'epoca e ancora oggi. Il Signore è potente a guarire. La folla restò piena di stupore nel vedere quelle malattie, no? Essere quelle persone guarite, i muti parlavano, gli storpi erano guariti, gli zoppi camminavano. E cosa facevano? Diedero gloria a Dio. Quando vedi cose straordinarie, chi può fare cose straordinarie? Solo Gesù. Chi può fare miracoli? Solo Dio che può ogni cosa. Amen? Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare il Signore.